Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Venite fedeli. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, Re della pace, Kyrie eleison. Cristo, luce nelle tenebre, Christe eleison. Signore, immagine dell'uomo nuovo, Kyrie eleison. Dio onnipotente e buono, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nella nascita del tuo Figlio unigenito hai dato mirabile principio alla redenzione del tuo popolo, rafforza la nostra fede, perché, guidati da Cristo, giungiamo al premio della gloria promessa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figliuoli, questo è il messaggio che avete udito da principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino, che era dal maligno e uccise suo fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte.
Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che Egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Figliuoli, non amiamo a parole, né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Perché buono è il Signore. Il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Alleluia, 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 alleluia. Un giorno santo è spuntato per noi. Venite, popoli, adorate il Signore. Oggi una grande luce è discesa sulla terra. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele gli disse: da Nazaret può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste.
Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Abbiamo sentito in questi giorni che l'Evangelista San Giovanni si rivolge ai suoi discepoli chiamandoli figlioli, un intenso e profondo appellativo, carico d'amore, per ricordare il messaggio che abbiamo ricevuto fin dal principio e l'invito ad amarci gli uni gli altri, senza l'invidia che produce morte, senza odio o rancore che uccidono, senza maldicenza che mette in cattiva luce il fratello o la sorella, arrivando a non riconoscere il bene che Dio opera attraverso di loro. Essere discepoli di Gesù, allora, significa vivere il comandamento nuovo fino a dare la vita per i fratelli, non amando a parole né con la lingua, cioè non fondando la vita nell'ipocrisia, ma impegnandosi, con l'aiuto indispensabile dello Spirito Santo, a farlo con i fatti e nella verità. Nel brano del Vangelo abbiamo ascoltato altre due chiamate di discepoli. Gesù chiama Filippo nella città di Betsaida, la stessa di Andrea e Pietro, con un secco «Seguimi». E Filippo accoglie l'invito, lascia tutto e segue il Maestro. Ma non può tenere solo per sé la scoperta. Incontra Natanaele e lo conduce da Gesù. Vieni anche tu e vedi di persona. Così ora i discepoli sono 5. 3 chiamati direttamente da Gesù, Andrea, Giovanni e Filippo, più 2 invitati, Pietro e Natanaele. Si va delineando, come vediamo, la fisionomia della famiglia di coloro che Gesù sceglie innanzitutto perché stiano con Lui e poi inviarli a continuare la sua missione nel mondo. Si tratta di persone diverse per età, carattere, estrazione sociale, esperienze di vita, persone istruite o meno, temperamenti impetuosi e contemplativi, entusiasti o anche scettici. Già durante la vita pubblica di Gesù sperimentano quanto sia difficile accettarsi, lavorare insieme, confrontarsi. Così sarà anche dopo la sua ascensione al cielo. Ma l'amore e la pazienza del Maestro, l'esperienza della croce e della risurrezione, la forza trasformante dello Spirito Paraclito li guidano lentamente all'unità nella pluriformità, a quella poliedricità dove ognuno diventa umile ma preziosa e insostituibile manifestazione dell'unico volto di Cristo. E Lui la stella polare per la loro vita e di quella di quanti accoglieranno Gesù e la sua parola. È il cammino certamente faticoso, ma nello stesso tempo affascinante e ineludibile per tutti i credenti in ogni tempo, anche per noi.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che ci hai dato, tu donaci in cambio te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, la natura mortale è innalzata a dignità perenne, e noi, uniti a Te in comunione mirabile, condividiamo la Tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la Tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Leo, Francesco e Luisa. Mettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, e San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tua la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con te spirito. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo,
per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, la forza inesauribile di questi santi misteri ci sostenga in ogni momento della nostra vita, per Cristo nostro Signore. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono a servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi accompagni e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. Salve dolce Vergine 158.